Agrigento si prepara al ballottaggio delle elezioni amministrative in programma domenica 7 e lunedì 8 giugno. I cittadini agrigentini dovranno scegliere tra Michele Sodano, sostenuto da Controcorrente, PD, Movimento 5 Stelle, e Gerlando Alongi, candidato del centrodestra, con le liste Noi con la Sicilia, Popolari, Autonomisti, MPA, Fratelli d'Italia, Forza Azzurra e UDC. Questa sera si terranno gli ultimi comizi, prima del silenzio elettorale. Il ballottaggio di Agrigento coinvolge una parte dei circa 1,1 milioni di elettori che in tutta Italia torneranno alle urne questo fine settimana. Sono 42 comuni italiani chiamati al secondo turno delle amministrative. Tra questi figurano 6 capoluoghi come Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti e la nostra Agrigento. Solo un ente conta pari o meno di 15.000 abitanti, tutti gli altri superano questa soglia demografica. Questa sera i 2 candidati a sindaco terranno gli ultimi appuntamenti pubblici prima del voto. Alle 20:30 a Porta di Ponte prenderà la parola Gerlando Alongi, successivamente alle ore 22 sarà la volta di Michele Sodano. Al termine dei comizi entrerà in vigore il silenzio elettorale, pertanto non sarà più consentita alcuna forma di propaganda fino alla chiusura dei seggi. I seggi apriranno domenica 7 giugno alle ore 7 e resteranno accessibili fino alle ore 23. Inoltre, lunedì 8 giugno si potrà votare dalle 7 alle 15. Subito dopo la chiusura inizierà lo spoglio delle schede elettorali. A quel punto si scoprirà chi guiderà la città dei templi per i prossimi 5 anni. La sfida elettorale rappresenta un momento importante per Agrigento. Da un lato Michele Sodano, che si presenta con l'appoggio delle forze progressiste del Movimento 5 Stelle, dall'altro Gerlando Alongi conta sul sostegno del centrodestra. Entrambi i candidati hanno condotto una campagna elettorale intensa, incentrata su temi come sviluppo economico, turismo, decoro urbano e servizi ai cittadini.